La giacca pesante con il cappuccio che le copre la testa, pantaloni larghi, lo zaino rosso e due cartoni della pizza legati al portapacchi della bicicletta. Ecco le ultime immagini che riprendono Annabella Martinelli la sera del 6 gennaio dopo essere uscita da casa dei genitori nel quartiere Forcellini a Padova. Tre fotogrammi, il primo alle ore 22:18 mentre passa davanti al distributore di Selvazzano Dentro, è appena uscita dalla pizzeria Dove Come Quando, dove aveva ordinato e ritirato le pizze. Alle 22:54 è davanti al municipio di Teolo dove ha acquistato due bibite alla pizzeria La Pepita. L'ultima immagine prima di svanire nel nulla alle 23:06 ripresa dalla telecamera di Villa di Teolo dove viene ritrovata il 10 gennaio la sua bicicletta. La procura di Padova intanto ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per sequestro di persona in modo da consentire agli investigatori tutti gli accertamenti possibili, di analizzare anche i profili social della 22enne che sono stati misteriosamente chiusi subito dopo la sua sparizione. Anche per oggi le ricerche con droni e l'elicottero dei vigili del fuoco si sono concentrate nelle zone dei colli sopra Passo delle Fiorine, dureranno almeno per tutte le prossime 48 ore. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti della 22enne studentessa di giurisprudenza, con chi si era sentita, con chi poteva aver preso appuntamento, un particolare che si rafforza con l'immagine dei due cartoni per le pizze e le due bibite acquistate. E poi perché chiudere la bicicletta con il lucchetto? Informazioni che potrebbero emergere dall'analisi dei tabulati o dalle informazioni di amiche e compagni di università a Bologna, anche se sembra che Annabella nell'ultimo periodo non avesse più sostenuto esami. Sentito anche l'ex fidanzato che lei aveva lasciato in estate. Non si esclude possa aver raggiunto il capoluogo emiliano, ma le ricerche sui colli Euganei continuano.